Oggi è l'ultimo di Carnevale? Cioè, è rovinata anche come libertà. Non ci siamo neanche accorti che oggi è l'ultimo di Carnevale. La libertà con la maschera, non quella di Carnevale, ma quella anti-Covid, ci ha fatto perdere di vista anche questo martedì grasso. Non importa, ne torneranno altri di giorni di festa. L'importante è non abbassare la guardia. Abbassare la guardia? Decisamente no. L'unica preoccupazione che noi abbiamo è rappresentata dal fatto che questi dati estremamente positivi, che ormai si ripetono dal 1° di gennaio, quindi quanto sono? Ormai sono quasi 50 giorni, poco meno di 50 giorni, 45 giorni più o meno, fatemi fare il conto, sono un dato importante. L'indice di diffusione è al 2%, mentre l'incidenza di positivi nella popolazione è attorno al 3 per 1000. Manteniamo il distanziamento, se manteniamo la mascherina e l'igiene delle mani, capite che quei 3 su 1000 non è che possono far tanti danni. Questo è fondamentale, cioè rispettare le regole. E a quanti chiedono il lockdown a tutti i costi, Zaia risponde così. Se tutti rispettassero queste 3 regole, mascherina, distanziamento di almeno 1 metro e igiene delle mani, perché sono l'unico veicolo di contatto tra persona e persona, si avrebbe un effetto migliore del lockdown.